Che emozione è vedere il pubblico qui in questa giornata all'insegna del pattinaggio artistico? Beh, diciamo che questa giornata rappresenta una partenza, una ripartenza, dare fiducia soprattutto al mondo dello sport, al mondo del pattinaggio che ne aveva bisogno dopo un anno di ferma e un anno di blocco per questo problema che stiamo vivendo in quest'ultimo anno. È stata sicuramente una sfida importante, una sfida che abbiamo voluto fare proprio perché ci dava speranza per dare continuità a questa attività. Quindi questa può essere anche la ripartenza del pattinaggio artistico sia a livello locale ma anche nazionale? Infatti sì, e questo è lo scopo per il quale abbiamo voluto organizzare questo campionato, che lo attendiamo da un anno. Sarà una ripartenza, diciamo, dando continuità e dando fiducia a tutti coloro che amano questo sport. L'abbiamo fatto per gli atleti di tutta Italia, è un campionato italiano, perciò abbiamo dato un segnale molto forte al territorio, alla marca trevigiana, ma soprattutto a livello nazionale e alla federazione. Sì, diciamo che noi abbiamo sicuramente un'organizzazione abbastanza collodata, perché dopo il quarto campionato italiano e un regionale, se non potevo contare sugli volontari, su tutti coloro che ci hanno dato un sostegno non solo economico, perché ringrazio molto gli sponsor, ma soprattutto chi in questo periodo qua ci ha dato una mano a organizzare questo evento. Sono tutti soci nostri, tutti figli di atleti che hanno condiviso questa sfida, e la sfida la stiamo portando avanti nel miglior modo possibile. Adesso è l'ultima serata e penso che il risultato è stato molto buono. Delle presentazioni che riescano a dare un messaggio a chi guarda, che sveglino un'emozione, che infine non lasciano nessuno indifferente, ci sia sempre un po' questa componente emotiva che come squadra un po' ci contraddistingue. Da quanto tempo aspettavate questo momento? Una preparazione, un allenamento non indifferente? Allora, causa la pandemia Covid-19 ormai la stagione si è allungata molto più del previsto, quindi presentiamo la coreografia con la quale avevamo già fatto i campionati regionali FISR 2020. Quest'anno la scelta del team tecnico è stata quella di mantenere la coreografia, andandosi a migliorare quei pezzi, quelle parti che magari non ci convincevano o che credevamo che cambiando potevano anche dare uno stimolo in più alla squadra. Quindi l'inizio di questa coreografia andiamo a parlare dell'estate 2019, quasi 2 anni che sono stati belli intensi, perché sì, questo periodo ci ha dato a tutti quanti tante allegrie, tante tristezze, no? Nel senso, vivere una gara, poi tornare a star chiuso, un periodo complicato, che ha fatto che questi 2 anni siano veramente intensi, che l'emozione di oggi sia veramente tanta. Allora, noi ci stiamo preparando dalla stagione precedente, abbiamo avuto lo stop legato al Covid, come tutte le squadre che stanno partecipando a questo campionato, e stiamo attendendo questo momento con ansia. Le ragazze hanno gestito la preparazione in modo accurato e attento. Abbiamo avuto dei cambiamenti alla coreografia dal campionato regionale al campionato italiano e siamo pronti. Gli impegni delle ragazze sono stati impegni quotidiani legati all'allenamento, e ognuna di loro ha una serie di impegni legata alla propria vita quotidiana, per cui il sacrificio messo nella preparazione di questo campionato è stato importante per ognuno di loro, e non solo, per tutti gli atleti che partecipano a questo campionato.